per lo speciale Insieme alle persone, intervista singola al candidato al Consiglio regionale del Veneto, Fabio Bui, per i Popolari del Veneto. Benvenuto. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Grazie dell'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Ecco, una domanda che noi facciamo, Bui, a tutti quanti, gli ospiti, e vorrei farlo particolarmente a lei, considerando che oggi c'è sempre più attenzione, per fortuna, alla scelta dell'individuo, delle caratteristiche personali, potendosi appunto esprimere la preferenza alle regionali, svelare quali sono le sue caratteristiche personali e professionali, come è arrivato, diciamo, che esperienza politica e personale ha avuto che le hanno consentito appunto di candidarsi come Presidente. Quindi se lei è disponibile ovviamente a rispondere a questa domanda. Benissimo, grazie. Ho 60 anni, 2 figli, sposato, felicemente nonno, e ripeto felicemente nonno. Bene. Ho fatto... per 10 anni sono stato eletto vice sindaco, poi sindaco per altri 10 del mio comune, il comune di Loreggia, poi sono stato eletto con l'attuale ordinamento delle province vicepresidente della provincia di Padova e poi presidente della provincia di Padova. L'unico presidente ad avere tutte le compagini politiche che si riconoscesse nella mia figura. Per capirci, non avevo l'opposizione. Da destra a sinistra hanno deciso di candidarmi e poi di sostenermi nei 4 anni di mandato che è cessato nel momento in cui io ho cessato la mia esperienza di sindaco, dove non ho voluto ricandidarmi perché io sono per i 2 mandati secchi per tutti, dal parlamentare al sindaco, e poi è un bene che uno faccia altre strade. Ho anche presieduto il Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto, che è quell'organismo che raggruppa tutti i sindaci del Veneto nell'esprimere parere sulle leggi, su tutte le leggi regionali che hanno impatto poi nelle pubbliche amministrazioni. Anche questo per 2 tornate legislative. Ecco, poi quali sono le loro esigenze. Ovviamente la scaletta di priorità l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, è la sanità, la sicurezza e poi da ultimo, chissà perché, gli aspetti economici, quando si dovrebbe dare secondo me più rilievo. Ecco, però girando lei, dopo alla fine si immagini l'ultimo giorno della campagna elettorale, ecco, che cosa le farebbe piacere che i cittadini ricordassero di lei? A me piacerebbe che dicessero è una persona per bene. E il mio sogno è terminare la mia esperienza politica facendomi dire: guardate, è una persona per bene, concreta, che tenta di risolvere i problemi dei cittadini. Dico tenta perché non tutti i problemi li risolveremo, ma compito degli amministratori eletti è quello di dedicarsi anima e corpo quotidianamente a risolvere i problemi dei cittadini, senza sovrasistemi, senza apparati, senza logiche di tifoseria. Guardate che la tifoseria sta allontanando i cittadini dalla politica, ma mettendosi tutti i giorni assieme a risolvere questi problemi. Guardate, mi chiedevano cosa farei il primo giorno dopo essere eletto. Chiamerei tutti i miei compagni che hanno deciso con me di intraprendere questa avventura candidandosi alla presidenza. Quindi gli altri non li ho chiamati avversari, li ho chiamati compagni, che quindi hanno condiviso con me un'esperienza di dire come loro interpreterebbero il Veneto e i bisogni del Veneto. Io non ho gli avversari in politica, ho chi magari la pensa diversamente da me, li chiamerei tutte le categorie economiche, sociali e produttive di questo Paese e gli direi: è finita la campagna elettorale, basta parole. Questo è il tavolo dove si decide. Chi vuole rimanere a questo tavolo ci stia e si lavora assieme, gli altri si accomodino. I veneti oggi hanno bisogno di risposte e non più di parole. Bui, proprio oggi è venuto fuori un articolo su una testata importante nazionale
dove alcuni studiosi costituzionalisti, giornalisti hanno fatto un libro che dice esplicitamente le regioni sono degli enti diciamo, dove la burocrazia è talmente forte, la democrazia è addirittura a rischio. Quindi secondo lei sono ancora attuali nello Stato come sono le regioni come diciamo, strumento di gestione del governo del popolo? Sono attuali nel momento in cui non si allontanano dai bisogni dei cittadini e per bisogni interpreto le soluzioni dei cittadini. Oggi i cittadini non ci chiedono che targa abbiamo, che partito rappresentiamo. Guardate, una macchina non corre perché ha una bella carrozzeria, non corre nemmeno per la targa che rappresenta, della provincia che rappresenta, corre perché ha un buon motore e sa portarti a destinazione. Ecco, in politica non serve interpretare le idee del partito, non servono le strategie del consenso, serve la strategia della soluzione. Concretamente, io provengo dal mondo delle autonomie locali, dai comuni, da quelli del sindaco che tutti i giorni si trovava i cittadini davanti per poter, e mi chiedevano non che partito votavo, ma che c'era la buca da sistemare, c'era la signora che non riusciva ad arrivare a fine mese, c'era la scuola da ripristinare perché i ragazzi stavano al freddo o pioveva dentro. Questi sono i problemi che oggi si chiede all'amministrazione regionale. Se l'amministrazione regionale si allontana da questo, si allontana dal pianeta Terra, lascia soli gli amministratori locali, e tante volte gli amministratori locali sono stati lasciati senza risposta, allora ecco, non hanno senso queste istituzioni sovracomunali. Io penso che si debba lavorare a tutti i livelli, si debba lavorare assieme. Lo ripeto come un mantra, sto assieme, perché oggi la politica è spesso divisione, ma l'uomo solo al comando non vince neanche il Giro d'Italia, l'uomo solo al comando, perché ha bisogno dei gregari, ma ha bisogno di correre assieme agli altri. Una squadra, ecco, fondamentalmente. Ecco, lei come partito, cioè come diciamo, ideologia politica, si sposterebbe, anche così lo spieghiamo anche ai cittadini a casa, più verso la destra o più verso la sinistra? Noi abbiamo costituito un anno fa il Partito Popolare Veneto, che è un movimento, piace più definirlo un movimento, per dire, guarda, lontani dai partiti ma vicini al territorio. Abbiamo un modello, non abbiamo scoperto niente di nuovo. E la CDU bavarese è un partito territoriale della Baviera che poi si allea e governa la Germania. Ma veniamo più vicino, la Volkspartei in Trentino è un partito territoriale, il sindacato del Trentino Alto Adige, rappresenta i bisogni di quel territorio in seno al partito, al governo nazionale e al Parlamento nazionale. Ecco, questo partito di rappresentanza, destra e sinistra, non esistono più in Italia, esistono per chi si candida ad amministrare esiste la capacità di soluzione, capacità che è concretezza e pochi discorsi e tanto territorio. Noi oggi i politici li sentiamo sempre più lontani dal territorio, ecco, ed è per questo che rischiamo di andare sotto il 50% degli elettori stavolta nel Veneto. E questo sarebbe grave, sarebbe il fallimento della classe politica che ha governato questa regione negli ultimi 15 anni. Ecco, fra l'altro, non so se è solo una mia idea, quindi chiedo anche il suo parere, rispetto alla campagna elettorale precedente, dove l'autonomia era la cosa più importante, Zaia l'aveva portato come un leitmotiv, oggi invece si parla un po' meno di questa cosa, cioè si parla più di sanità, di ambiente. Stefani parla di ambiente, che è stranissimo, insomma, come vedo che ne parla molto spesso. È stato dimenticato secondo lei oppure non era il momento per parlarne? Non possono loro più parlare di autonomia perché è stata
è il più grande bluff e la più grande mancanza di attenzione verso quel popolo che aveva votato in massa per l'autonomia del Veneto e poi è stato tradito. E quindi spostano il problema su altro, parlano di autonomia solo come specchietto per le allodole in alcuni contesti. Invece l'autonomia cos'è? Sinteticamente, responsabilità del fare, e l'autonomia la possiamo raggiungere anche con leggi ordinarie dello Stato e in più con leggi ordinarie regionali nel momento in cui siamo in grado di esercitare la nostra responsabilità di amministratori. Io più che alle 23 materie dell'autonomia penserei a una regione a statuto speciale, dove qui si possono trattenere, sapendole a priori, le risorse che vengono prodotte nel Veneto. Oggi noi, a fronte di una produzione di risorse economiche e di gettito economico, le trasferiamo a Roma e poi non sappiamo più quante ce ne ritornano. Capite che gli amministratori locali, gli amministratori provinciali, nonché quelli regionali, non fanno nessuna programmazione perché non sanno su dove basare i propri bilanci. Ecco, piuttosto che fare la domanda che, come mi sembra di capire, le hanno già fatto, cosa farebbe il primo giorno da eventuale Presidente del Consiglio eletto, io le farei invece la domanda di che cosa rimprovererebbe a Zaia degli 5 anni di monarchia, mi passi il termine, assoluta, visto che di fatto hanno governato da soli. Io non rimprovero, faccio fatica a dire quello che non hanno fatto gli altri. È la moda della politica, dire quello che non hanno fatto gli altri e senza dire però quello che devo fare io e voglio fare io. Non mi permetto nemmeno di giudicare Zaia, che in alcuni aspetti è stato anche un bravo presidente. L'unica cosa che oggi potrei dire al presidente uscente è quello: fa un patto con i veneti che rimane a lavorare in consiglio regionale per i prossimi 5 anni, o si candida solo per il consenso elettorale e poi scappa in altri posti. Ecco, chi si candida, tutti coloro che si candidano devono candidarsi per rimanere qui a lavorare. È poco serio che oggi uno si candida per il consenso del partito, probabilmente anche un consenso in declino da quel che vediamo, e poi scappa in altre cose. Non è serio e ciò deve essere valutato anche dagli elettori. Ecco, perché sì, aggiungo questa cosa, l'abbiamo già detto in trasmissione, molti elettori sono tratti, diciamo, potenzialmente in inganno da questa cosa, perché molti infatti ci hanno detto ma Zaia si ricandida, invece perché vedono la pubblicità e pensano che si ricandida come presidente, invece si candida solo come consigliere regionale. Quello che ha detto lei è una valutazione molto condivisibile. Voi a un minuto di tempo finale, siamo in chiusura della nostra intervista speciale, convinca un elettore, per esempio della sinistra o della destra, decida lei, a votare lei e il suo movimento elettorale. Intanto devo convincerlo ad andare al voto. E andare al voto perché c'è un'alternativa al sistema che fino adesso ha governato e al sistema dei partiti. Ripeto lo slogan che mi accompagna: lontano dai partiti, vicino ai veneti, vicino ai bisogni dei veneti per risolvere questi problemi. Questo mi auguro di poterlo trasmettere in questi giorni che mancano alle elezioni, ed il mio impegno è quello di essere persona per bene, concreta, e che si impegnerà per i prossimi 5 anni nel Veneto per i veneti. Bene, allora siamo in chiusura. Ringraziamo Fabio Bui, candidato Presidente Regione Veneto per i Popolari del Veneto. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie della disponibilità. Grazie.